È un Natale strepitoso, stupendo, soprattutto sotto l'albero il regalo dell'autonomia. E quello che qualcuno considerava utopia, follia, irrealizzabile, invece diventa realtà. Per la prima volta nella storia, dopo la Costituzione repubblicana del 1948, in Consiglio dei Ministri di questa Repubblica entra il progetto dell'autonomia. Quell'autonomia che noi veneti vogliamo, l'abbiamo detto a gran voce, con 2.328.000 voti al referendum. Benvenga a quello che sta accadendo, si è incardinato il provvedimento per la sua trattazione e il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, il Ministro Stefani e il Vice Premier Salvini oggi nella conferenza stampa hanno anche dato quella che noi definiamo la roadmap, ovvero la strada da fare da qui alla firma finale. Si parla ovviamente di una tappa intermedia del 15 gennaio per chiudere la trattativa e dopodiché una firma ipotizzata il 15 febbraio. Direi che ci siamo, noi pancia a terra lavoriamo, niente vacanze, niente svaghi, niente distrazioni, perché comunque il nostro progetto delle 23 materie lo vogliamo realizzare, è in linea con la Costituzione, come abbiamo sempre detto, e questo è il merito di chi? Dei tanti veneti che ci hanno creduto, di quei 2.328.000 veneti che ci hanno creduto. È un regalo alla nostra comunità, fatta salva la solidarietà e la sussidiarietà nazionale, questo Paese dovrà abbandonare lo Stato centralista borbonico e scegliere un modello più federalista, esattamente quello che dicevano i padri costituenti. E Einaudi nel 1948, presentando la Costituzione, diceva: ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta. Bene, è giunto il momento. Proprio in questo momento questo governo realizza quello che nel 1948 i padri costituenti avevano ipotizzato. Uno Stato federale, uno Stato moderno, uno Stato dove chi si porta a casa l'autonomia sceglie la responsabilità, uno Stato dove non ci siano più sprechi. Allora avanti tutti, pancia a terra e soprattutto, come dico sempre io, mai mollare. Buon Natale a tutti e uno strepitoso 2019 deve essere quello dell'autonomia.